Ma io e Mario Trevi ci siamo conosciuti che è una vita, però io all'epoca ero una ragazzina che debuttava al 2000 e vidi Mario Trevi per la prima volta come professionista che presentò il successo di Mare Verde e mi rimase impressa questa cosa. Poi col tempo, a mano, la mia voce cominciò ad andare avanti, ci siamo incontrati in parecchi posti, siamo diventati amici, ma lui era anche intimo amico di mio padre. Mio padre, Mario, dava anche dei consigli a mio padre di fare artisticamente e anche altre cose, come gestire economicamente la situazione. Quindi sì, poi abbiamo debuttato lì al Festival di Napoli l'anno 70 e abbiamo debuttato questa canzone Solitario. Mi ricordo che era a Capri. Peccato che non andò in finale, quindi qua siamo rimasti un po' dispiaciuti. Ma poi la vendita dei dischi è andata avanti e questa è la miglior vincita che può avere un artista. Comunque ci siamo sempre incontrati con Mario sulle feste di piazza, nei matrimoni e ne abbiamo fatto una bella carriera, una bella... Altro che dicono oggi io canto, ma che volete cantare? Qua veramente abbiamo sudato 7 camicie e mi ricordo che Mario Trevi mi disse, Giulia, chi sta tenendo invidia pure noi, lo sanno che vede che facciamo. E sudava, perché era d'estate, sai? D'estate si lavora molto, anzi si lavorava molto, non c'è sta niente per nessuno. Ma chi ha fatto ha fatto, a chi fondo.